perché Sì, sennò è proprio un certo, macello. sì, sì, uno alla volta. C'è la sigla? Facciamo prima la sigla, tanto c'è la sigla. Mhm. Mm. Gianni, Ora, Benvenuti a Dietro le Quinte. siete spariti tutti. Benvenuti a Dietro le Quinte, conversazioni informali con personaggi dello spettacolo, e siamo felici di ospitare oggi Gianni Ferreri e Antonello Fassari. Allora, innanzitutto, come state? Mi sentite? Antonello? Gianni? Mi senti? Bene, Benissimo, bene. ecco qui. Io ti sento e sto bene. Ok, allora Gianni, Un po' innanzitutto annoiato, un po' scocciato, ma bene. un po' scocciato per questo periodo un po' di quarantena, di isolamento. Insomma, tu come passi le giornate adesso? Leggendo, facendo grandi pulizie, mettendo a posto un po' di cose e poi facendo quello che ho sempre avuto la passione, cucinare e anche panificare. Beh, Adesso certo. ho scoperto anche la panificazione e mi sto divertendo. Abbiamo chiesto agli altri artisti che sono stati ospiti le altre volte, ma questi periodi di isolamento per gli artisti sono più produttivi oppure no? Cioè si crea di più, si pensa di più, si pensa ai progetti futuri oppure no? Tu intanto stavi facendo un bellissimo spettacolo molto frizzante che era questi casalinghi disperati, è vero? Di che cosa Sì, sì. tratta E quest'ultima? infatti adesso l'abbiamo fatto per davvero. Adesso tu e io insieme ai miei 3 colleghi, nonché amici, Mhm. siamo veramente dei casalinghi disperati, siamo diventati casalinghi disperati, anche perché la situazione è molto complicata, visto e considerato che il nostro settore è quello veramente più bistrattato e se ne parlerà, se ne parlerà fra molto tempo per ricominciare. E quindi in questo momento siamo proprio davvero disperati. Prima eravamo soltanto casalinghi, ora siamo veramente disperati. E certo, intanto certo, adesso vorrei chiedere subito ad Antonello. Allora, Antonello, tu come passi questo periodo di quarantena? Come passi il tuo tempo? Come ammazzi un po' il tempo, Antonello? Mi senti? Che cosa fai di mi bello? sentite? Sì, sì, io ti sento Mi benissimo. sentite? Sì, sì, sì. Allora, io ho intuito quello che hai detto, Teresa, Io non ho non lo capito una sento. parola di quello che ha detto Gianni. Come sto passando questo periodo? Sì, sì. Allora, stamattina mi è venuta un'idea assurda, e cioè di mettere a posto la libreria. Sì. Ed è un lavoro allucinante. Poi io ho una casa su 2 piani, quindi ho deciso di fare una rivoluzione. Ho fatto ginnastica, guarda. Sono 4 ore che vado su e giù. Allora, intanto c'è Però un saluto per Gianni. mettere un po' i Sì. libri è cosa. Sì, intanto c'è un saluto per Gianni che ti salutano e ti dicono: ciao Gianni, come va? Ti ricordi Una di scritta. distretto di polizia che è durato parecchio? Leggo la domanda. Leggi la domanda ed è un saluto e Sì, un l'ho letta. perfetto. Allora, che cosa ti Cosa ricordi? Di ricordo di distretto? distretto? Sì, distretto di polizia. Tutto, praticamente tutto. È No, un ricordo che conservo nel cuore, un periodo bellissimo della mia vita che mi ha insegnato tanto e mi ha dato la possibilità di conoscere
un sacco di colleghi, di stringere delle amicizie che durano ancora oggi, come per esempio con Daniela Morozio, con Roberto Nobile, con Marco Marzocca, insomma con un bel po' di amici. È stata una grande palestra, avercene di programmi così forti come è stato Distretto e duraturo come è stato Distretto. Oggi è un poco più difficile, ecco. Certo, e poi soprattutto che cosa cambia dalla televisione al palcoscenico? Secondo voi, una domanda per entrambi, che cosa cambia nella recitazione dalla TV, dal mezzo cinematografico televisivo invece al profumo di palcoscenico? Allora risponde prima Gianni, poi sentiamo Antonello. Gianni. Sì, cambiano tantissime, sì, cambiano molte cose, cambiano le sensazioni, cambia il rapporto che hai e che cerchi di instaurare, perché chiaramente in palcoscenico hai la possibilità, scusami, al cinema hai la possibilità di poter chiedere eventualmente di farne un'altra. Già questa è una cosa importantissima, laddove sbagli, non ricordi una battuta o non sei convinto di come l'hai detta. A teatro invece è una continua riprova tutte le sere, devi stare sempre con l'orecchio attento a sentire il pubblico, che cosa vuole, dove vuole che tu spinga un pochettino di più o di meno. Questa in qualunque tipo di pièce, sia nel drammatico che in quello comico, e non hai la possibilità di dire scusate, fate un'altra. Un tempo comico, una volta che l'hai sbagliato, non c'è niente da fare, quello è. Certo. E c'è un'emozione diversa, chiaramente il pubblico ti trasmette sensazioni ed emozioni che tu fai tue e cerchi di riprodurre sulla scena. Al cinema invece non è così, in televisione nemmeno, insomma. Credo, insomma, in grandi linee, poi c'è chi la vive diversamente, sia l'una che l'altra. Questo è quello che mi hanno dato le due cose, le sensazioni che mi hanno dato sia il palcoscenico che la macchina da presa. Ok, adesso abbiamo una domanda per Antonello. Ci dice Martina Caretta, ci chiede quale personaggio avete, con l'esperienza acquisita nel tempo, potendo tornare indietro, quale personaggio vorrebbe reinterpretare apportando magari qualche modifica? Allora Antonello, leggi la domanda che è per te. Ci senti? Antonello, ci senti? No, forse non ci sente. Allora, intanto io magari lo chiamo per telefono. Allora, la domanda la giriamo subito a Gianni. Gianni, tornando indietro, qual è il personaggio che miglioreresti? C'è oppure no? Ma non è che migliorerei, ma che dal bagaglio dell'esperienza che ho adesso, chiaramente affronterei e farei diversamente. Questo è senza ombra di dubbio. Infatti, per esempio, il teatro in questo ti aiuta moltissimo, perché avendo la possibilità di fare per un bel lungo periodo tutte le sere la stessa cosa, hai la possibilità di capire dove migliorare il personaggio, dove spingere di più, come dicevo prima, oppure no. In televisione e al cinema invece non è così. Dai quel primo impatto, al limite anche dietro le indicazioni di un regista che ti dice qual è in linea il personaggio che ha pensato, però non hai la possibilità di correggere una volta uscito il film. È finito, quello è. Certo. Quindi io metterei al servizio di tutti i personaggi che ho fatto, metterei al servizio l'esperienza che ho adesso. Certo. Allora Antonello, ci senti così? Perché se no ti chiamo per telefono, perché ci sono un sacco di domande per te. Ci senti? Fai una prova audio? No, mi sa che non ci sente. Allora ti chiamo, magari così puoi rispondere con il viva voce. Che dici? Ok, intanto io volevo parlare di un altro spettacolo che io ricordo molto bene di Gianni, ed è Terapia. Noi tra l'altro l'abbiamo recensito come Dietro le Quinte a Roma. Che cosa ti ricorda questo personaggio di Terapia? Guardi, non ti capisco. È un personaggio che mi ha divertito tantissimo, proprio tanto, anche perché il personaggio raccontava di questo
negoziante che vendeva scarpe ed era una cosa scritta, diciamo, un po' su quello che è stata la mia famiglia, perché la mia famiglia è una famiglia di lavoranti di scarpe, quindi mio padre era uno stilista in calzatura, mia madre era un'apparecchiatrice, hanno avuto fabbriche, negozi per anni e quindi mi divertiva moltissimo, oltre al fatto di ricordare chiaramente un periodo molto divertente della mia vita insieme ad Augusto Fornari, insieme a Pronto? Toni, insieme a Andrea Maia del Ok. Golden. Allora, e intanto abbiamo recuperato Antonello per telefono che adesso mettiamo in viva voce perché la linea a lui va avanti e dietro. Allora ti metto... Va malissimo, no, non puoi capire. Ci sono un sacco di domande per te, ne dobbiamo recuperare 3-4. Aspetta che ti metto in viva voce, Ok. Allora. Adesso è una meraviglia. Eccolo qua. Allora, ci senti? Adesso va molto meglio. Benissimo, Allora, benissimo. intanto c'è Domenico Dorisio. Anche se non mi vedete. No, non fa niente, magari mettiamo una foto noi perché la voce è fondamentale, la tua voce poi è irriconoscibile. Allora, Domenico Dorisio chiede, nella serie in Cesaroni hai lavorato con una serie di personaggi, di attori, dice con chi hai stretto subito anche fuori dal set, cita Amendola, Elena Sofia Ricci, Max Tortora, Mattioli eccetera, con chi hai legato anche subito fuori dal set? Claudio è un fratello, Max è un amico e poi Mattioli, vabbè, lo conosco da una vita, Barilon è una persona simpaticissima e con le femmine grande rispetto. Che cosa ti ricordi? Ci racconti un episodio, qualcosa che è successo sul set dei Cesaroni? Che cosa ti ricordi di più di questa bellissima esperienza? Guarda, è durato 10 anni, quindi 6 serie per un totale di 10 anni, quindi ce ne sono state, insomma. Mi ricordo, anche se non sembra, ma ogni tanto abbiamo avuto, è stata una, come dire, abbastanza pericoloso andare a girare certe mattine prestissimo, con un freddo cane, su per i fiumi gelati, a far finta che facevamo i campeggiatori. Quella era una cosa abbastanza, ma insomma no, ci siamo divertiti, una lavorazione che è andata sempre liscia, c'era un grande affiatamento, era un piacere andare a lavorare, peccato è finita. Certo. Ed è finita anche malamente, perché è finita senza che poi tutte le storie si chiudessero, perché in realtà doveva esserci un'altra serie. Sì. Però poi insomma Mediaset ha deciso di chiuderla e no, mi dispiace, a parte sì, mi divertivo a farla, ma anche molti spettatori ci sono rimasti male, volevano sapere come andavano a finire queste storie, insomma, quali destini avessero i personaggi, e invece è rimasto tutto lì sospeso. Sì. Dubito che mai si riprenderà, anche perché oramai noi abbiamo fatto una cosa insieme con Antonello. Sì, allora dice avete fatto una cosa insieme, di che cosa si tratta? Qual è lo spettacolo che avete fatto insieme? Con chi? Con Gianni, qual è lo spettacolo? Dice abbiamo fatto una cosa insieme, ha detto Gianni. Qual è lo spettacolo che avete fatto insieme? In televisione. Dice Antonello, in televisione avete lavorato insieme e lui si ricorda come si chiamava questa trasmissione, questa fiction, che cos'era? Gianni, che cos'era questa fiction? Nemici Amici. Nemici Amici, te lo ricordi? Sì, allora di che cosa parlava Nemici Amici? Nemici Amici è il solito il solito Giulietta e Romeo, cioè ci sono io sono un ladro, Max è un poliziotto, la figlia del poliziotto si innamora di mio figlio, ladro pure lui, insomma no, ma insomma e non è per niente felice Max di questa unione con il figlio di un ladro, e poi alla fine convoleremo a giuste nozze. Mi ricordo che Gianni
faceva la parte di un concessionario d'automobili che vendeva un'automobile, e mi pare io andavo a dargli una fregatura. Era così, insomma, c'era questa fregatura di mezzo, Sì, e sì, era una... dimmi Gianni. Era assolutamente, era così. Era proprio una fregatura. La situazione Allora, era così, sì, una fregatura. Sì, adesso è arrivata un'altra domanda da un po' da Greta Cavalcanti, che è una futura attrice, quindi una giovane che vuole fare l'attrice, e chiede: Marlon Brando affermava che recitare per un attore è facile perché è come mentire. Siete d'accordo? Che cos'è recitare? Che cosa significa recitare per tutte e due? Allora risponde prima Antonello. È uguale. Sì? Vai Antonello. Allora, prima di tutto Marlon Brando poteva dire quello che voleva. Questo è poco ma è sicuro. Recitare non è per spiare la domanda, ma è per renderla più complessa, se fosse possibile. Io ancora non ho ben capito che cos'è, perché il risultato di tanto lavoro, studio, che poi come dire, si brucia tutto in quell'attimo, e in quell'attimo non so come dire, o ci sei o non ci sei, o sei vero. Quello che posso dire, quello che penso è che al massimo della finzione corrisponde in teatro il massimo della verità. Questo lo diceva Edoardo e io sono sempre stato d'accordo con questa cosa. Più, cioè, il concetto anche di immedesimazione, tutto un po' certo. Insomma, ce n'è da parlare. Ecco. Ce n'è da parlare. Allora, per te invece Gianni, questa domanda era un po' una provocazione. Recitare è semplice come mentire? Sì. Tu che cosa dici? Sono d'accordo con quello che dice Antonello, sicuramente anche del pensiero di Edoardo. È molto difficile, che dipende sempre da quale personaggio stai interpretando, quindi quanto senti di quel personaggio e quindi quanto invece devi mentire o devi fingere. E quindi è complicato, è un discorso ben lungo, non è una cosa semplice, mettere al servizio del personaggio le tue emozioni, le tue sensazioni, il tuo bagaglio di vita, e cercare di schierarlo per farlo fluire meglio e per dare un fondo di verità. Certo, Daniela Calia poi vi chiede cosa vi ha spinto ad intraprendere la carriera di attori. Che consiglio vi sentite di dare ai giovani attori? Allora, te Antonello, che cosa dici? Che cosa ti ha spinto a fare l'attore e un consiglio per i giovani attori? Allora, prima di tutto mi dispiace molto purtroppo che non posso sentire quello che dice Gianni, perché col telefono non ci riusciamo. Comunque, quello che io dico agli attori mamma mia, non è difficile, è una responsabilità. Non lo so, mi sembra che oggi ci sia si tenda a formare meno una classe media di attori, diciamo così. Certo. Ci sono dei fenomeni, come ci sono sempre stati, dei grandissimi talenti. Oggi abbiamo, che ne so, Borghi, Marinelli, insomma, Germano, questi talenti da subito. Oppure è un po' più difficile, come dire, fare gavetta, nel senso che le tournée di 7-8 mesi come facevamo noi non ci sono più. Oggi un ragazzo fa 3 pose in un film, poi 2 settimane in un teatro, e poi c'ha sempre questa ansia di dover diventare subito un nomino. Invece questo è un mestiere che ci vuole tanto amore, perché devi imparare a farlo come tutti i mestieri ed essere felice di farlo sempre, in qualsiasi condizione.
che Certo. ti dica bene, che ti dica male. Comunque quello che voglio dire è che il successo non c'entra niente col lavoro, come diceva qualche collega un po' di tempo fa. Successo è il participio passato del verbo succedere, quindi non si può essere legati a un participio passato. Bisogna studiare tanto. I maestri sono, insomma, diciamo, non c'è più la stessa situazione di una volta. Vedo che ai ragazzi è dato meno il tempo di sbagliare, devono già essere pronti subito. A volte questo impedisce un po' una ricerca con se stessi, ci si attacca alla prima immagine che funziona e la si porta avanti. Certo, ci vuole tanta fortuna, però secondo me i ragazzi devono, come prima cosa, delle figure importanti, dei maestri importanti, provare ad andare vicino a loro, perché è un ambiente dove oggi falsi maestri e pacottiglia la fanno da padroni. Certo. Allora, qui arrivano tantissime domande, spero di recuperarle tutte. Allora, domanda per entrambi. Antonio ci chiede: il cinema sforna miti che spesso per restare sotto riflettori si accontentano di ruoli marginali in film poco riusciti. Meglio non recitare che recitare in un brutto film? Allora, risponde magari prima Gianni e poi passiamo la parola ad Antonello. Ma questa è una domanda un po' complessa, non è facile decidere cosa, perché tutto dipende anche da quanto la tua mangiatoia sia bassa. Cioè, nel senso, voglio dire, fin quando hai la possibilità di poter rifiutare, perché molte volte ti accorgi pure che il film che ti hanno proposto magari non è proprio il massimo dei massimi. Però se hai la forza, ma dico non solo morale, a volte anche la forza proprio di poter dire no e aspettare il prossimo progetto, e allora è molto semplice dire di no. Certo, sì, quando poi invece ti devi confrontare con la vita, e allora qualche volta io non ho mai criticato le scelte di alcuni colleghi, specialmente quando so per quale motivo è stata fatta la scelta. Certo. Quindi è difficile proprio dire no, perché è difficile per tanti motivi, perché molte volte ti viene anche chiesto da delle persone alle quali non puoi dire di no, pur sapendo che il film è bruttino, oppure che la cosa che ti hanno proposto non è proprio il massimo, e allora molte volte possono trovare gli escamotage, ti può capitare delle situazioni che possono farti decidere di non fare il film, però dire proprio no, non lo voglio fare, è un po' complesso, quindi non è sempre semplice. Non è semplice, certo. Per te invece, Antonello, meglio non fare un brutto film, rifiutare, oppure comunque farlo comunque per essere sempre, insomma, un po' sulla cresta dell'onda? Tu che pensi? Io penso che prima di tutto dipende a che punto sei della tua strada, perché prima di tutto un attore se non recita non è, quindi recitare significa anche fare un'esperienza importante, capire dove si è sbagliato. A volte dei brutti film possono anche servire in questo, capire che bisogna sempre essere comunque duttili, secondo me. Poi però è chiaro che se a un certo punto si cominciano a fare dei lavori più importanti, eccetera, è bene continuarli a fare, ma non per un discorso di carriera, perché si presuppone che un lavoro più importante corrisponda a un ruolo più interessante, al di là che importante, più interessante, perché certo. il problema, un attore deve anche cercare di trovare dei ruoli interessanti. Il fatto è che non a caso stiamo parlando di cinema, perché l'attenzione di tutti, dei ragazzi soprattutto, è rivolta verso, diciamo così, il film, certo, sì. Verso il film. In realtà, secondo me, i personaggi più interessanti, più coinvolgenti, più difficili stanno in teatro. E allora io credo che
se si riesce, invece di fare un brutto film, è meglio andare a teatro, perché comunque sia l'esperienza che fai a teatro poi la porti al cinema. Certo, per esempio adesso noi stiamo vedendo le immagini di questa pièce teatrale interpretata da te che si chiama Il Metodo, giusto? Che cosa Sì. parlava? Interessante come discorso. Erano delle persone che dovevano essere selezionate e poi si scopre che uno delle persone probabilmente è il selezionatore. Che ti ricordi di quest'opera? Allora, quest'opera di questo autore basco, Garcialan, un bravissimo autore contemporaneo, riporta, cioè racconta come vengono selezionati dalle multinazionali quei signori che poi devono diventare dei CEO, cioè degli amministratori delegati. Sì, vengono sì. sottoposti alle prove più incredibili, anzi sembrava quasi che il drammaturgo fosse andato di fantasia, invece no, era tutto vero. Queste prove, diciamo, le aziende le fanno a tutti i livelli, più sale il livello e più le prove sono difficili. Queste persone vengono veramente umiliate, vengono sottoposte a delle pressioni psicologiche fortissime. Questo Sì. perché il CEO di Ikea si deve confrontare col CEO di Samsung e deve essere pronto a tutto. Sì. Addirittura nelle aziende fanno delle prove chiaramente meno forti, addirittura in banca, mi ha detto una mia amica che lavora in banca, che quando uno dagli uffici passa al rapporto col pubblico viene sottoposto a queste prove. Adesso vi racconto una cosa curiosa. Abitavo vicino al produttore di Lillo e Greg, Sì. si chiama Imbriani. Allora un giorno stavo facendo le prove di questo spettacolo e lo incontro sotto casa. Dice: che stai facendo? E gli racconto questa cosa e lui mi dice che era un pezzo grosso, sì, di una banca italiana, adesso mi vado di nomi, ma sì, è una banca molto importante, la più grossa di tutti. Doveva diventare capo area di tutto il nord, eccetera, e lo chiamano e lo sottopongono a questa prova. Lui si è sentito così male che non ha voluto sapere neanche come andava. Aveva già contattato Lillo e Greg, sì. È uscito così umiliato che si è licenziato immediatamente. è diventato il produttore di Lillo e Greg. Certo, addirittura. Allora, intanto è passata, sì, intanto è passata certo, come dinamica è molto interessante far riflettere. Intanto è passata un'altra domanda a cura di Roberta, vuole sapere da Gianni quali sono le qualità, quali qualità deve avere un attore, quelle proprio imprescindibili, le qualità fondamentali per fare oggi recitazione, quali sono? Secondo me, secondo il mio punto di vista, una delle qualità principali che deve tenere un attore è quella di riuscire ad emozionare qualsiasi cosa possa interpretare. E questo può venire, secondo il mio punto di vista, solo ed esclusivamente attraverso il crederci sempre fino in fondo in quello che si sta facendo. Il pubblico sembra che a volte beva tutto, ma invece non è così. Il pubblico è sempre attento, riesce a capire quando sei supponente, quando sei strafottente, quando stai tirando il cartellino ma non ci credi fino in fondo, quando non sei con loro, mentre invece riuscire ad avere la capacità di credere e di prendere il pubblico, e il pubblico lo prendi dai primi momenti, quando entri in scena, se dai al pubblico quello che devi dare e lo acchiappi da subito, te lo porterai per tutto il resto dello spettacolo. Sì, e quindi intanto stiamo vedendo, credo che questa sia una delle qualità principali. Sì, stiamo vedendo intanto un interessante corto al quale tu hai partecipato. Tra l'altro è un corto che utilizza molto la mimica, si chiama Autoritratto, e raccontaci un po' di questo personaggio. Te lo ricordi? L'autoritratto? Sì, Autoritratto. Sì, come girato a Napoli dal mio carissimo amico Fiorillo, insomma, molto bello. Sì. Sì, era un personaggio, un pittore un po'
fuori di testa, ovviamente, che sta cercando un'ispirazione per un quadro e quindi vaga per la città cercando appunto l'ispirazione in questa bellissima città, avanti e indietro, fino a quando vede un madonnaio a terra che sta disegnando e gli viene, secondo lui, ha avuto l'ispirazione, quindi ruba un gessetto da questo disegnatore e fa una cornice a terra, poi va dal suo palazzo e si butta giù ed entra in questa cornice che aveva disegnato, quindi facendo un ritratto di se stesso, insomma, un po' tragica come epilogo, però era molto interessante. Epilogo tragico, però molto interessante. Intanto abbiamo un'altra domanda per Antonello e dice da Giovanni Francesco Davide: Antonello, lei nel 1984 ha fatto il pezzo Roma di notte, considerato uno dei pezzi della Italo Disco. Cosa ricorda di quel pezzo e come è nato? Allora, quel pezzo nasce perché Roberto D'Agostino, che all'epoca ancora non era quello della notte né Dagospia né niente, lavorava ancora in banca, però aveva una collezione di vinili, ma non lo so, forse 20.000, 30.000 dischi, e un giorno mi fa sentire il pezzo della Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, quello che fa hip hop, hip hop, you don't stop, e io perdo la testa e comincio a cercare di scrivere anch'io un rap in italiano. Il problema è che l'inglese è una lingua tronca, l'italiano è una lingua piana, ci ho messo un po', però diciamo siamo stati dei pionieri all'epoca. Fu un disco realizzato da Lele Marchitelli e Danilo Rea, che oggi sono due musicisti di fama internazionale. Il primo oramai il musicista e il compositore di Sorrentino, Danilo Rea è un pianista di fama internazionale, e facemmo questo esperimento che andò bene, e quindi insomma nell'84 devo dire ci ha dato tante soddisfazioni e stavamo anche abbastanza avanti. Calcoliamo, il Giovanotti è arrivato nel 90. Comunque nel mondo del rap a me ha sempre piaciuto, è sempre interessato, un mondo particolare dove anche si ascoltano molto tra di loro, stanno sempre un po' in rete tra di loro, insomma è un bel mondo questo qua. E poi a me ha sempre affascinato la musica. Certo, benissimo. Adesso passiamo a un'altra domanda. Allora, c'è Antonio che ci chiede: secondo voi lo streaming uccide il teatro o il cinema? Risponde Gianni. Certo, non è una cosa che sicuramente lo aiuta, però tutto dipende, perché se si parla di streaming, cioè del cinema che esce adesso in streaming, è un grande aiuto, perché ci sono dei film che, per esempio, io sto in streaming, sto con un film che è il film di Giampaolo Morelli, 7 euro per farti innamorare, che se non avessi avuto la possibilità dello streaming, cioè dell'on demand, di andare sulle piattaforme, sarebbe stato catastrofico, perché è un film che avrebbe visto la luce molto probabilmente non prima dell'anno prossimo, quindi in questo caso qui è un aiuto, però sicuramente in generale non è un grosso aiuto per il cinema. Il cinema va visto al cinema, come il teatro. Si sta parlando di cercare di fare il teatro in streaming, dalle piattaforme, in tanti modi. Sì, ci sono dei posti che il teatro può essere fatto che non sia necessariamente il teatro, però il teatro va fatto in teatro, va fatto assolutamente deputato, con un pubblico davanti, ripeto, che ti deve trasmettere, perché altrimenti non ti arriverà niente, tu non potrai restituire niente, diventerà una cosa fredda, tecnica, che non serve perfettamente a niente, tu non potrai restituire niente, diventerà una cosa fredda, tecnica, che non serve perfettamente a niente,
niente tu non potrai restituire. Certo. E passiamo adesso ad un'altra domanda. Passiamo ad un'altra domanda e Francesca ci chiede adesso: vorreste lavorare all'estero per caso? Allora passiamo ad un'altra domanda. Antonello, tu vorresti lavorare all'estero? Francesca ci chiede adesso: vorreste lavorare all'estero per caso? Allora passiamo ad un'altra domanda. Antonello, tu vorresti lavorare all'estero? Ci sei, vai. Adesso vorreste lavorare all'estero per caso? Allora passiamo ad un'altra domanda. Antonello, tu vorresti lavorare all'estero? Ci sei, vai. Adesso vorreste lavorare all'estero per caso? Allora passiamo ad un'altra domanda. Antonello, tu vorresti lavorare all'estero? Ci sei, vai. Sì. Sento malissimo. Ci sei. Sì. Sento malissimo. Sento malissimo.